Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Andiamo a vedere questa partita che era la prima dell'incontro mondiale del 1929. Col bianco abbiamo il grandissimo Alekhine e col nero abbiamo Bogoljubov. La partita viene giocata in questo modo, con un pedone di donna, risposta D5, segue C4 e C6, andando in una difesa probabilmente slava o semislava. Il gioco continua in questo modo con cavallo F3, cavallo in F6, cavallo C3 e a questo punto segue la presa, quindi il gambetto di donna è stato accettato. Ora, solitamente come gioca il bianco? Beh, non ha molte alternative, deve assolutamente giocare la spinta di pedone A4. Perché questa spinta che sembra indebolire un po' la struttura pedonale del bianco? Perché c'è la minaccia di proteggere questo pedone attraverso B5, seguito poi da A6, e se noi non andiamo ad impedire B5 attraverso A4, le cose possono diventare veramente complicate. Poi cercare di recuperare il pedone per il bianco, che talvolta non sempre è necessario, però può diventare complicato. A questo punto cosa si gioca solitamente? Beh, ci sono tante soluzioni, tante continuazioni. Una delle più famose è per esempio con alfiere in F5, no? Cercando di ostacolare la spinta E4, che è una delle più forti che ci possa essere, ma il nero decide di giocare sulla difensiva, rendendo cattivo l'alfiere Campochiaro giocando E6. A questo punto il bianco ne approfitta per fare questa spinta di pedone in E4, alfiere B4 per liberare il posto per l'arrocco, segue E5, giustamente il nero va in quella bellissima casa super controllata, alfiere D2 per controllare il cavallo, e segue un cambio, non si sa per quale motivo, infatti sul libro è segnata come punto di domanda e punto esclamativo, perché in questo modo si va a rafforzare la struttura pedonale del bianco. E infatti, dopo una mossa come B5, il nero gioca la bellissima mossa cavallo G5. Andiamo a cercare di capire il perché di questa mossa. Sicuramente ora il nero che cosa aveva in mente? Aveva in mente di prendere con cavallo C3 e dopo un'eventuale presa di alfiere, l'alfiere che controllava il cavallo non ci sarebbe più stato e la donna avrebbe potuto così guadagnare un pedone. Tuttavia questa mossa non è fattibile, perché il nero non ha visto che dopo un'eventuale presa di questo tipo c'è la donna in F3 con un attacco al cavallo e un matto. Quindi proprio per questo motivo il bianco gioca cavallo G5, che può sembrare una mossa che serve solo ad infastidire, in realtà ha lo scopo di piantare il cavallo siede grane con un cavallo in D6. Andiamo a vedere come è continuata la partita. F6, cercando di togliere il cavallo, cambio di pedone e il cavallo va in F6 per evitare che il cavallo bianco vada in E4. Quindi cavallo in F6, alfiere in E2, A6 andando a rinforzare il centro e alfiere in F3 andando a attaccare quel punto e anche inchiodare questo pedone che non può avanzare perché c'è dietro la torre. Quindi qui ci sono varie inchiodature, c'è anche una doppia inchiodatura in realtà, perché dopo una presa di pedone questo pedone non può catturare, se no perde la torre, e questo pedone non può catturare perché perde la torre. Ci sono queste doppie inchiodature che sono veramente fortissime. Segue H6, ricordiamoci che qui non c'è più il pedone in F, quindi questa ulteriore spinta di pedone può essere dannosa. Infatti dopo H6 segue alfiere in H5 scacco, il cavallo
prende l'alfiere e a questo punto è il turno della donna a dare scacco. Donna H5 scacco, il re è costretto a muoversi, a ritirarsi in D7, cavallo F7 con una bella forchetta fra donna e torre, la donna si sposta in E8 e segue donna G6, ovviamente il cavallo non poteva prendere, altrimenti la donna sarebbe stata persa. Quindi donna in G6, torre in G8 e alfiere F4, andando così a controllare queste case e permettendo varie entrate al cavallo di questo tipo. Andiamo a vedere come continua la partita con alfiere B7, cercando di sviluppare qualche pezzo, alfiere in G3, re in E7, alfiere in D6 scacco, re D7, arrocco da parte del bianco, C5. Un tentativo, quest'ultimo disperato, cercando di guadagnare dello spazio e magari di sviluppare dei pezzi, perché ricordiamoci che questi pezzi non sono mai stati toccati dall'inizio della partita. Segue così D per C5, alfiere D5, cercando di posizionare l'alfiere in una buona posizione, A per B5, A per B5 e dopo il cambio di torri l'alfiere torna in A8. A questo punto segue torre in A1 minacciando l'alfiere, cavallo C6 sviluppando un pezzo e andando a difendere l'alfiere con la donna, e ultima mossa decisiva, cavallo in E5 scacco. Perché mossa è decisiva? Qui il nero si arrende perché dopo una presa di cavallo sarebbe seguito torre A7, re C6 e donna E4 scacco matto.